Di Palmas Arboleda. Chiamiamo in campo i carabinieri. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montasarda dal lavoro. La Montasarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un antico compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il Mamutzones Antigos di Samugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo Mamutzones e cavalieri dell'associazione Montasarda dal lavoro. Ricordiamo che il Mamutzones Antigos di Samugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna a Leonessa, giugno 2009. Al concorso delle regioni nazionali delle regioni. Guardate che meraviglia, i cavalli circondano il Mamuzzone. Che come al solito si esistono un cerchio con i loro campanacci che si muovono al ritmo di questo passo cadenzato. È incredibile come questi cavalli rimangano alla mano davanti a queste figure sconosciute. Questo gruppo si sono incontrati pochissime volte per trovare questo numero. I cavalli rimangono fiduciosi del loro cavaliere e stanno di fronte a questi campanacci, a questi signori con le pelli, sasteretti. Sono infatti cavalli abituati ai rumori e quindi non hanno
assolutamente paura, normalmente i cavalli sono un po' timorosi, quindi sono cavalli esperti nel lavoro e quindi non hanno paura di nessun rumore perché sono soprattutto fiduciosi del loro padrone. Sono tutti anglo-sardi, capaci, questi cavalli di andature energiche, sono cavalli che pronti a qualsiasi movimento, riaccorciati, carezzati, attenti e sottomessi. Ma più che sottomessi io direi fiduciosi ai comandi del loro cavaliere. Sono cavalli preparati, brillanti, capaci di bruschi arresti, di ripartite pronte, di volte strette, di rapide serpentine, di giravolte. Sono proprio i cavalli che venivano utilizzati per il lavoro di accompagnamento alle greggi. Sì, allora infatti il cavallo deve sempre essere correttamente inquadrato tra le gambe e la mano che tiene le redini. Il posteriore raccolto sotto la massa con le azioni delle gambe, non con la mano. Incollatura rilevata in relazione all'andatura, testa inclinata, ferma, sempre nella medesima posizione, la mandibola decontratta è il segreto di questa riunione. Un applauso a questi cavalieri, a questo gruppo di Mamuzzone d'Antigoso che con questo spettacolo hanno fatto vincere la Sardegna. Guardate cosa riescono a fare questi cavalieri con i loro cavalli. Vengono raggruppati, girano una volta in un verso, una volta nell'altro. Coele con il suo cavallo per niente timoroso continua a girare intorno ai Mamuzzone con i loro sonagli danno la cadenza, suonano la cadenza del passo dei campanacci che hanno sulla piena. Ci sono ore di ultimo lavoro per riuscire magari a eseguire queste figure che sembrano quasi una danza. Il cavallo arretra e poi con un paio di passi si rincontra con gli altri, quindi il passo di danza formando una stella. Eccoli i nostri cavalieri di Palma-Sargorea. E ricordiamo i nomi: Giovanni Matto, Toga Romanca, Giancarlo Colombo, Francesco Onnis, Simone Coni e il maestro, un uomo di cavalli, Coele, sul suo destriero, Tornado. Un applauso a questo gruppo, signori. Questa è arte equestre sarda, è la nostra cultura. Ricordiamo che Giovanni Anacchi, figlio di Coele, per 2 anni campione europeo di gincana veloce. Si spostano tutti insieme, prima lateralmente ed ora indietro. Lasciando passare
quindi vi salutiamo con un bel applauso. Hanno deciso di dare, sicuramente si sposteranno davanti anche alle altre tribune. Ecco a voi questo bellissimo spettacolo di Mamucones antico che di San Matteo, signore. Intanto i cavalieri danno in perfetto ordine e comportano magari quello che fanno nelle feste, si presentano. Sono presenti in diverse manifestazioni di Sardegna e anche nel mare. Questo gruppo da tanti anni che trova con questi caroselli, che porta l'onore della Sardegna in diverse regioni dell'Italia. Guardate la perfezione di questi circoli, i cavalli distanti l'uno dall'altro in uguale misura. Un applauso signori, noi della Sardegna a questo spettacolo lo dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare questi signori che continuano a portare la gente insieme al nostro simbolo in tutto il mondo. Come per i Mamucones anche i cavalieri chiudono in cerchio a formare delle stelle. Notate la tranquillità di questi cavalli, quindi l'affiattamento che in questi anni di duro lavoro si è formato tra il cavallo e il cavaliere. Il cavallo sarà sempre il più bello ed il più nobile portatore dell'uomo. Un cavaliere deve dare un'immagine di equilibrio, scioltezza ed insieme col proprio cavallo. Dalle origini più remote all'epoca moderna, la storia dell'uomo e quella del cavallo si sono modellate insieme e la gloria dell'uno è stata la gloria dell'altro. A formare due circoli, questo gruppo di 6 cavalieri, alla galoppo riunito. Facciamo anche un attimo di bandatura, c'è un regolamento particolare per quanto riguarda la montasarda. La sella deve essere proprio rilassata, senza impugnatura, cosiddetta sedacci, con i quartieri dritti, se la sella è mezza reale, tutte con gli appoggi anteriori e posteriori esterni. Briglia con testiera, eredi di cuoio di fattura artigianale, monzo sacro. Sottocoda, pettorale, sottosella, pelle d'agnello, è una cosa facoltativa. Parliamo anche dell'abbigliamento del cavaliere. I pantaloni devono essere aderenti di foggia sarda, sempre scuri, neri, grigi, verdi o marroni, con i rivolti orizzontali nelle tasche. Camicia bianca ampia con le maniche lunghe, senza colletto, il gilet a corpetto senza maniche abbinato ai pantaloni, giacca con martingala cucita di foggia sarda abbinata appunto ai pantaloni.
è facoltativo il cappello che da noi viene chiamato bonetto. Scarponi di cuoio grezzo di stile natura sarda, gambali morbidi di cuoio grezzo o piuttosto rigidi e rigidi. In alternativa si va in cuoio grasso di farina funzionale con chiusura laterale con lacci. Per ogni rotella, frusta in nervo di bue o bastone da segno. E l'assetto del cavaliere, atteggiamento fiero, naturale, stappato lungo, gambe aderenti ai fianchi del cavallo, busto e testa diritti, redini nella mano sinistra tenute all'altezza della cintura, frusta o bastone nella mano destra, facoltativo. Un applauso ancora all'Associazione Cavalieri di Monta Sarda da Lavoro. Gruppo di Palma Sangorea. Scusi, non filmi più, Una... Subito. Molto caloroso. È molto numeroso, però direi che la giornata è stata c'è da valutare dei cavalieri e il retrocedere degli altri tre con una personalità non c'è scarto, non c'è rifiuto ed ora al contrario vedete come la Boele che sta in disparte in effetti in qualche maniera consiglia ai suoi compagni quali figure mostrare. Vedete la testa come era corta, ma non in segno di sottomissione, in segno di estrema fiducia del cavaliere che osserva. Quale tranquillità si sono riallineati tutti e 6 cavalli nella stessa posizione.
guardare Nicole, neanche mia madre. No, SMS A me deve dire anche non c'è interesse. sono nata informatica mia mamma. Non mi è mai piaciuto il cellulare. No! che sono altrettanto vediamo voi le mani Corrado Manca, Giovanni Mattu, Teodoro Manca, Giancarlo Colombo, Francesco Oni e Simone Piero. un applauso a questi bravissimi carabinieri. A conoscere le altre regioni d'Italia da Montasardo da lavoro. Ed ecco Teodoro Manca su Morena che entrerà solo, senza coercizione, questa affinità con il suo destriere e sarà dedicata a questa serata qui a Santa Giusta. Un applauso a Teodoro Manca. Queste piroette inverse. Passi in laterale. Ancora dei passi laterali, immaginate il carabiniere che utilizza il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Vedi, vedi. Perché è per questo che nasce la monta da lavoro, perché effettivamente tutte queste figure che loro Ed ecco Teodoro che scende da cavallo e adesso darà dimostrazione di questa dolcezza, di questa doma dolce. Guarda vicino. Manox. ecco, io vado un po' avanti con l'immaginazione e dico immaginate adesso un muretto a secolo della Sardegna e il cavaliere appunto che cammina sul muretto a secolo con i fianchi del suo cavallo. Guardate che bello, il cavallo segue il suo cavaliere ovunque dove va, ha fiducia, è come se cerchi anche protezione, va a retromarcia e va a marcia avanti e lo segue ovunque. Trotterella il cavaliere e trotterella anche Morena. Adesso Teodoro sta chiedendo a Morena di compiere un esercizio, una cessione di gamba a voce, senza toccare.
questo volti del cavallo in sintonia con il cavaliere a piedi, tra l'altro, e perché era un tempo talmente puntuale assieme che in effetti erano veramente insidiosi e quindi lavoravano insieme. Quello che faceva lui era solo la dimostrazione. Ecco un inchino a questo bellissimo pubblico, un saluto. Stare in equilibrio sulle transenne. Comunque facciamo finta che sia un muretto a secco e il cavallo si è avvicinato per far salire il suo cavaliere. Il cavaliere che puntualmente appunto è montato a cavallo. Le redini al collo e il cavaliere chiede proprio per dare l'opportunità al cavallo di chinare il capo in segno di saluto a questo pubblico di Sardegna Cavallo. e con un passo laterale Teodoro Manca su Morena vi saluta. Adesso vediamo se c'è qualche altro cavaliere che vuole regalarci. Inizia con un inchino a salutare e si siede. Sono presenti in diverse manifestazioni di Sardegna e anche romane. Questo gruppo da tanti anni che trova con questi caroselli, che porta l'onore della Sardegna in diverse regioni dell'Italia. Guardate la perfezione di questi circoli, i cavalli distanti l'uno dall'altro in uguale misura. Un applauso signori, noi della Sardegna a questo spettacolo lo dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare questi signori che continuano a portare la gloria del sistema del nostro simbolo in tutto il mondo. Come per il Maritone anche i cavalieri chiudono in cerchio a formare delle stelle. Notate la tranquillità di questi cavalli, quindi l'affiattamento che in questi anni di duro lavoro si è formato tra il cavallo e il cavaliere. Il cavallo sarà sempre il più bello ed il più nobile portatore dell'uomo. Un cavaliere deve dare un'immagine di equilibrio, fortezza ed insieme col proprio cavallo. Dalle origini più remote all'epoca moderna, la storia dell'uomo e quella del cavallo si sono modellate insieme e la gloria dell'uno è stata la gloria dell'altro. A formare due circoli questo gruppo di 6 cavalieri alla galotto riunito.
sbarcatura, c'è un regolamento particolare per quanto riguarda la montasarda. La sella deve essere proprio rilassata con a conoscere le altre regioni d'Italia la montasarda da lavoro. Ed ecco Teodoro Manca su Morena che entrerà solo, senza coercizioni, questa affinità con il suo mestiere, e sarà dedicata a questa serata qui a Santa Giusta. Un applauso a Teodoro Manca. Queste piroette inverse. Passi in laterale. Ancora dei passi laterali, immaginate che utilizza il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Vedi, vedi. Perché è per questo che nasceva la monta da lavoro, perché effettivamente tutte queste figure che loro Ed ecco Teodoro che scende da cavallo e adesso darà dimostrazione di questa dolcezza, di questa donna dolce. Guarda vicino. Maddox. ecco, io vado un po' avanti con l'immaginazione e dico immaginate adesso un muretto a secco della Sardegna e la cavaliera che cammina sul muretto a secco con il fianco in su. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montasarda da lavoro. La montasarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un antico compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il Mammuzzone Antigos di Samugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo, Mammuzzone e cavalieri dell'associazione Montasarda dal lavoro. Ricordiamo che il Mammuzzone Antigos di Samugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna a Leonessa, giugno 2009.
al concorso delle regioni nazionali delle regioni. Guardate che meraviglia, i cavalli si infondano, i mamuzzoni che come al solito si esibiscono in cerchio con i loro campanacci che si muovono al ritmo di questo passo cadenzato. È incredibile come questi cavalli rimangano alla mano davanti a queste figure sconosciute. Questo gruppo si sono incontrati pochissime volte per provare questo numero. I cavalli rimangono fiduciosi del loro cavaliere e stanno di fronte a questi campanacci, a questi signori con le stelle. Non mi è mai piaciuto il cellulare. No! Riescono ad aspettando ad una unione che viene trovata. Vediamo due le mani. Corrado Manca, Giovanni Matti, Teodoro Manca, Giancarlo Colombo, Francesco Oni e Simone Fuori. Applauso a questi bravissimi cavalieri. Della Sardegna a conoscere le altre regioni d'Italia da Montasardo da Lavoro. Ed ecco Teodoro Manca su Morena che entrerà solo, senza coercizioni, questa affinità con il suo mestiere, e sarà dedicata a questa serata qui a Santa Giusta. Un applauso a Teodoro Manca. Queste piroette inverse. Passi in laterale. Ancora dei passi laterali, immaginate il cavaliere che utilizza il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Vedi, vedi. Il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Vedi, vedi. Perché è per questo che nasceva la monta da lavoro, perché effettivamente tutte queste figure che loro ed ecco Teodoro che scende da cavallo
e adesso darà dimostrazione di questa dolcezza, di questa donna dolce. Guarda vicino. Maddox. Ecco, io vado un po' avanti con l'immaginazione e dico immaginate adesso un muretto a secco della nostra Sardegna e il cavaliere appunto che cammina sul muretto a secco con il fianco il suo cavallo. Guardate che bello, il cavallo segue il suo cavaliere ovunque dove va, ha fiducia, è come se cerchi anche protezione, va a retromarcia e va a marcia avanti e lo segue ovunque. Trotterella il cavaliere e trotterella anche Morelli. Adesso Teodoro sta chiedendo a Morena di compiere un esercizio, una cessione di gamba a voce, senza toccare. Questo muoversi del cavallo in sintonia con il cavaliere a piedi tra l'altro e perché era un tempo totalmente puntuale assieme che in effetti erano zero insidiosi e quindi lavoravano insieme, quello che faceva lui non faceva lui, questa è la dimostrazione. Ecco un inchino a questo bellissimo pubblico, un saluto. Di Palmas Arboreo. Chiamiamo in campo i cavalieri. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montesarda dal lavoro. La Montasarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un antico compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il Mammuzzone Antigos di Samugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo, Mammuzzone e i cavalieri dell'associazione Montesarda dal lavoro. Ricordiamo che il Mammuzzone Antigos di Samugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna
a Leonessa, giugno 2009. Al concorso delle regioni nazionali delle regioni. Del cavallo, busto e testa diritti, redini nella mano sinistra tenute all'altezza della cintura, frusta o bastone nella mano destra, facoltativo. Un applauso ancora all'Associazione Cavalieri di Monta Sarda da Lavoro. Gruppo di Palma San Corea. Scusi, non filmi più, Una... Pubblico. Molto caloroso. È molto numeroso, prima di veramente una giornata c'è da valutare dei cavalieri e da retrocedere degli altri tre con una peculiarità, non c'è scarto, non c'è rifiuto, allora al contrario vedete come la Boele che sta in disparte in effetti in qualche maniera consiglia ai suoi compagni quali figure mostrare. Vedete la testa come era colta, ma non in segno di sottomissione, in segno di estrema